Ti sei fatto buttare fuori. Perché bisogna che domenica vada in panchina un altro e io mi metto in tribuna e lo insulto, no? Bene, mister, oggi abbiamo visto un Portogruaro di spessore, 3 punti meritati, anche se alla fine la fortuna è stata con noi, ma forse il destino ci ha premiato la mancanza di qualcun altro, insomma. Sì, è chiaro, secondo me abbiamo fatto un ottimo primo tempo, secondo tempo abbiamo avuto l'occasione per fare il 2-0 subito, poi obiettivamente il Conegliano ci ha messo lì e poteva anche meritare il pareggio, non c'è niente da dire. Una volta tanto la buona sorte ci ha aiutato, anche se, ripeto, abbiamo fatto molto bene, secondo me il primo tempo e la prima parte del secondo. Secondo me la partita è stata un po' rovinata da quell'espulsione di Gurizzaga, che a mio parere è stata un po' affrettata da parte dell'arbitro, ma è bene ciò che finisce bene e portiamo a casa questi 3 punti che magari ci fanno stare meglio in classifica, ma soprattutto danno un segnale che questi ragazzi hanno voglia di giocarsi tutte le partite fino alla fine. Sì, perché nella ripresa abbiamo visto un Portogruaro sempre tonico e abbiamo sfiorato in almeno 3 occasioni il raddoppio, perciò finché siamo stati in 11 ci siamo fatti valere. Adesso in casa l'ultima partita di campionato dove si farà la vera festa, perché ormai penso anche in maniera matematica la salvezza c'è e forse un pensierino, se la fortuna ci aiuta, addirittura playoff. Noi i ragazzi stanno bene, si è visto anche oggi, chi va in campo fa il suo dovere, ha voglia di dare il suo contributo. Noi faremo di tutto per vincere tutte e 2 le partite, poi nel calcio ci sono anche gli avversari. Noi siamo contenti perché ci sono belle prestazioni, io sono contento, belle risposte da questi ragazzi che hanno voglia di dimostrare, di onorare questa maglia fino alla fine. Allora chiudiamo questa intervista con un'informazione a chi ci guarda e ci ascolta, perché oggi c'è stato il 13° gol di Fabro che va in testa alla classifica capocannonieri. Non so cosa abbiano fatto gli altri, ma insomma è un bel risultato. Marco sta facendo bene, è il nostro bomb, noi siamo contenti e speriamo di essere ancora qui l'anno prossimo tutti quanti a cercare di portare in alto le sorti del calcio. Grazie mister.